Colpo in via Tagliamento in zona Sacro Cuore a Padova. Sfondata la vetrina di questo negozio di bici con un'auto rubata a Noale usata come ariete. Alle 3:40 di questa notte il botto, un furgoncino, era già pronto per caricare le bici. Fortunatamente solo 3 sono state rubate. Grazie ad un sistema di fissaggio installato dalla proprietà, la banda di malviventi non è riuscita a portarne via altre. L'antifurto ha rovinato i piani ai criminali che sono soliti operare velocemente arraffando la merce e caricandola su furgoncini. Il sistema di fissaggio ha quindi tenuto, limitando i danni che però sono stati molti alla struttura del negozio. La vetrina è andata completamente in frantumi. Nell'impatto si sono inoltre danneggiate anche le bici esposte, oltre a caschi e materiale tecnico. Sul posto sono intervenute subito le volanti della polizia. Le indagini sono ancora in corso per cercare di identificare i ladri. Sempre nella notte, un altro colpo a Cadoneghe, stessa modalità e sempre ai danni di un negozio di biciclette. Qui un furgone bianco è stato usato come ariete per sfondare le vetrine. Sono state sottratte 2 bici per un valore complessivo di circa 6.000 euro. Sul caso indagano i carabinieri.